si fa vivo Lodovici, il quale combina lui con Zaiotti, il responsabile della Biennale Teatro a Venezia, e combina per fare il Bugiardo, sempre in seno al Festival internazionale della prosa a Venezia. E fa il Bugiardo, e lì col Bugiardo scrittura naturalmente i suoi di Lodovici, a parte Baseggio che faceva il Pantalone, scrittura, lui fa il Bugiardo, fa l'Elio, prima di tutti, lui regia e protagonista. Poi scrittura Silvano Tranquilli, Arnoldo Foà, la Gabriella Genta, la moglie di Bardella, che fa l'Arlecchino, mi pare, e Baseggio riesce a mettere su La buona moglie, che è il seguito della Puttana onorata. Fa La buona moglie, e chi è che chiama? E chiama la Elsa Vazzole. Entra in compagnia la Elsa Vazzole. E questa commedia, questo spettacolo, c'era anche il Bardella, questo spettacolo ha un successo straordinario. Ti giri, nel 52 c'è l'avvento che viene Leo Micheluzzi in compagnia. Scrittura fratello di Carlo. Leo Micheluzzi, la Vazzole, oltre che nel 46-47 era con Arturo Bragaglia, al Teatro del Ridotto. Al Teatro del Ridotto a Venezia, dove c'era l'Anna Maestri, la Lidia Alfonsi, la Elsa Vazzole, Silverio Blasi come attori, la Carla Calò, e c'era anche Cesare Maestri, il fratello, il grande scalatore, Cesare Maestri, che poi l'anno dopo è andato via. La Elsa Vazzole era là, ma dopo, prima di venire in compagnia Baseggio, faceva la rivista anche la Elsa Vazzole. Ha fatto la rivista con Nino Taranto, con D'Apporto, ne ha fatte parecchie di riviste. Le riviste sempre quelle grandi riviste. E dal 51 la Elsa Vazzole non si è più mossa. Dopo del festival qui col Bugiardo non si è più mossa. Ecco, lì il successo di quella commedia, sai chi era? Era la Elsa Vazzole, che faceva, mi ricordo, seduta, c'era una grande scala che andava su fino a 5-6 metri, e la faceva seduta gradino per gradino con una risata, che lei aveva una risata straordinaria. Non c'era nessuno nel teatro italiano che ridesse, sapesse ridere come la Elsa Vazzole. E a vedere Ruzzante per 5 o 6 sere di seguito, tutte le sere, venne Gassman in platea, si metteva in prima fila, perché poi era venuto con Baseggio a dirgli: questo autore mi piace, prima o dopo lo farò, e volevo vedere come è questo tipo sanguigno che è il personaggio di Ruzzante. E infatti dopo so che lo fece, bene o male, non so, comunque Gassman venne lì. E era con l'Anna Maria Ferrero allora, no? Che stavano facendo, mi pare facevano Amleto. Ecco, lì ha ridotto l'Eliseo questo. Lodovici, parlavamo di Lodovici, che andava e veniva, finché arrivò il 50, 53, 54, che Lodovici cominciò a Rai, prima qualche trasmissione in Rai. 1954 iniziano le trasmissioni della Rai e si inaugurano appunto con un testo goldoriano, I Rusteghi con la regia di Enriquez. E recitava anche adesso Baseggio, aveva compagnia Baseggio. I Rusteghi dagli studi di Milano, Corso Sempione. 54 le prime Baruffe Chiozzotte. E lì c'è quasi tutta la compagnia di Baseggio. La regia è di Lodovici. Lodovici è lui che viene qui a parlare con Zaiotti, e c'è l'inaugurazione prima con qualche altro spettacolo e dopo con le Baruffe del Teatro Verde all'Isola di San Giorgio. E lì il primo spettacolo è Baruffe Chiozzotti. E il solito cervello di Lodovici che pensa a questi nomi di attori o attrici veneziane che erano fuori del giro delle compagnie venete, che facevano altre cose,
e si inventa Lauretta Masiero, veneziana, fra le altre parrocchiana mia di San Canciano, e chiama la Lauretta Masiero, al che la Elsa Vazzole Che dobbiamo dire cosa faceva la Lauretta Masiero, cioè faceva l'uscita. Sì, ma faceva La rivista. la rivista, faceva la cioè, soubrette. la soubrette ha avuto Soubrette. un grandissimo successo, Sì, cioè sì. praticamente E veniva l'innesto dopo la Vazzole, che è stato il primo innesto dal mondo anche del teatro Del leggero, teatro nostro. Abbiamo un secondo innesto tentato da Lauretta Masiero, che è la prima esperienza in prosa, che dopo continuerà a far prosa. continua tuttora. Sì. Ecco, questa Lodovici aveva queste cose qua, chiama la Lauretta Masiero, Lauretta Masiero, ma a farlo siete? Lui si era portata un mese prima di cominciare le prove a impostargli il personaggio, dire come si fa, come va, e è arrivata alla prima prova e lei già sapeva la parte a memoria. Costa Baseggio era, non dico uno scontro, ma mi ricordo si provava alla scuola del Piccolo di Milano, in Corso Magenta. E Baseggio trovava la scusa di andare a fumare, e andava fuori quando non c'entrava la parte sua. E quando ritornava, sentiva, perché Costa aveva un sistema, un metodo di fare. Lui gli diceva una battuta e esigeva che a campanello l'attore la dicesse come lui. Al che mi ricordo che Graziani ha avuto uno scontro con Orazio Costa, che gli diceva: guarda, tu hai la tua personalità, io ho la mia. Ma no, questo gli diceva, ma no, il Goldoni va fatto così, in questa maniera, con queste intonazioni, con queste qua. Al che Baseggio sbuffava, poi sbroccava fuori e diceva: senti Costa, guarda che non hai ragione né tu né lui, Goldoni va fatto in questa maniera, questo personaggio è così, tu fai, e non c'era niente da fare. Costa voleva fare come diceva lui, basta. De Borgia era molto disposto a quello che diceva il vecchio. Come Streller, insomma. Sì, come Streller. Sì, nessuna storia, niente, tutto filo liscio. Quello che proponeva Lodovici al di fuori ma Lodovici ogni tanto veniva, sai, in compagnia a fare qualche cosa, o recitava o faceva le regie o aggiustava qualche testo vecchio, perché il rapporto Gasman-Baseggio avevano un feeling tutte e due, perché col fatto del Ruzzante, che Gasman aveva intenzione di farlo prima o dopo, voleva farlo perché era un autore che gli piaceva moltissimo, e quindi con Baseggio era un rapporto erano molto legati, insomma. Poi abbiamo fatto a Roma, nei vecchi studi di Roma, abbiamo fatto i Recini da festa, e lì già si conteneva un po', perché c'era appunto questi signori davanti a lui, davanti alle telecamere, che dicevano: sai, non guardi in macchina. Lui aveva questo, guardava sempre in macchina perché gli sembrava di avere la rispondenza del pubblico, cioè sulle battute comiche oppure gli stati d'animo che aveva della commedia. E quindi cominciava a prendere confidenza con la telecamera. Sì. Ed era lì che lui vedeva altri attori, altre compagnie che facevano televisione, diceva: ma io perché non devo farlo? E lui insisteva. E chi ha spinto molto è sempre stato Lodovici, il quale andava a lui alla Rai a imporre certe cose di Baseggio, perché era un peccato. Diceva: guardate che questo qua ha già un'età, le cose che ha fatto non so se le potrà fare fra qualche tempo, e quindi sarebbe bene a prenderlo in mano. Baseggio, che il pubblico, man mano che aumentava il pubblico con l'andare degli anni, sarebbe stato più. Tanto è vero che adesso tu parli con un uomo di 30 anni, gli chiedi chi era Baseggio e gli dice: no, mai visto. Se non quelle rarissime volte, quelle apparizioni in televisione,
quando fanno qualcosa di suo, ma per il Ma resto... ormai sempre... Dopo nel 67-68 viene la puta onorata, sempre con Lodovici, che si gira gli interni a Milano, negli studi di Milano, e gli esterni qui a San Trovaso, dove abbiamo fatto quella con Strelle. Ecco qua, io volevo Che domandare... lì invece recito. Ah, ecco. Sì, giusto. Il Baseggio fanno come recita per onorare l'autore, fanno il Bulbero benefico, dove che Baseggio si tira in parte e lascia fare il Bulbero a Micheluzzi e lui fa il Nobilomo Canale, perché il Bulbero lo faceva in dialetto, la traduzione dall'italiano, cioè dal francese all'italiano e al dialetto l'ha fatta Baseggio. Penso che Cesco Baseggio, non perché io sono stato con lui, perché ho lavorato con tante altre persone, ma penso che un attore così come Baseggio, di una straordinaria libertà in scena che aveva di affrontare personaggi di una difficoltà enorme, e per lui invece trovava sempre di farli in una maniera che penso che nessun altro, perché ho avuto riscontri di personaggi che ho visto fare da Baseggio fatti da altri neanche vicini, insomma. Poi quello che aveva Baseggio era che ti faceva le serate, poi che aveva la vena buona, ti faceva rabbrividire, perché quando faceva per esempio, ecco, dico una commediola che faceva ogni tanto, che la chiedevano, che era l'avvocato difensore, era di una verità straordinaria, perché non è che io ripeto quello che disse, che scriveva Renato Simoni, che non recitava Baseggio. Baseggio parlava, come nella vita. Era di una verità straordinaria. Insomma, tutte le volte le repliche che faceva di questa commedia, io quando arrivavo a certe scene, ma non io solo che ero in buca, ma gli altri attori della compagnia venivano in quinta a sentire Baseggio quando faceva quelle scene lì. Era faceva accapponare la pelle, insomma, era di una straordinaria. Poi invece quando faceva, gli ultimi anni, quando faceva Ruzzante, mi ricordo che mi diceva, guarda che a un certo momento io non so se quel monologo lo dirò tutto, e quindi se mi sento il fiato tiro avanti, però se ti faccio un cenno taglia e vieni verso la fine. E io mi ricordo che ormai c'era questo feeling fra me e lui dalla buca e dal palcoscenico, che bastava un'occhiata e io capivo, poi lo sentivo, che era il momento di tagliare, e andava avanti lo stesso. Ma quello che faceva gli anni precedenti ormai non lo faceva più. Parlo di Ruzzante, perché se parliamo invece di Todaro o Rusteghi, Lunardo dei Rusteghi, era, malgrado che lo facesse da tanti anni, era questa l'ammirazione che io avevo per Baseggio quando recitava, è che non è che sentivi che, come certi attori moderni, che stabiliscono la parte, il personaggio così, il primo giorno. Dopo 120 repliche è lo stesso del primo giorno. Invece lui era un arricchire il personaggio di volta in volta, trovava sempre qualche cosa di nuovo. Dai Dio dopo gai che passiamo tutti due, dai. Dio, ti che ti va a seconda, no? Mi non posso, sia al fradeo, so carico. E neanche a me non mi muovo, che non tre in barca. Se ti dicono a tre, mica non sia. Sì, ho sette, tocca a ti darmi ogo, vabbè. Dice che lo dice. Non ti sei matto in te a testa, non ti vedi che ho più di 30 barche per pope. Se vado in trio, mi tocca finire il fin canasso. Dico ti scansare 3 barche, ti mi dai ogo. E a Paromene, quello diciamo se fia, demo. Quanto ti si rimpiange, io più degli altri. Cesco Baseggio. Questa è una foto degli anni 60. Allora, questo si sta provando le donne gelose
E qui siamo nel cortile del Benedetto Marcello, del Conservatorio Benedetto Marcello, durante le prove di lettura. E si vede il sottoscritto a sinistra, poi Cesco Ferro, Nico Pepe, il regista Carlo Lodovici, Cesco Baseggio, Alberto Lionello. E qui siamo a Riva del Garda durante un transito da Bolzano che andavamo verso Trento e abbiamo fatto una sosta a Riva del Garda e si vede il sottoscritto, la Luisa Baseggio, Cesco Baseggio e Luciano Mancini. C'è Baseggio in primo piano, poi Vittorio Pregel e Giorgio Gusso. E qui è una pausa durante le riprese di Serenissima di Giacinto Vallina, una commedia per televisione che abbiamo ripreso da Burano per la televisione. E si vede Antonio Battistella, il sottoscritto e Cesco Baseggio. Allora, questa è sempre la commedia Serenissima, ripresa dalla televisione. Siamo in una fondamenta di Burano, perché gli esterni sono stati girati a Burano. E si vede Vittorio Pregel, Gino Cavalieri e Cesco Baseggio. Faceva il personaggio principale. Questo è Cesco Baseggio nel film Il Carnevale di Venezia, girato anni 40. E dedica questa foto alla Toti del Monte. Allora, siamo alla fine degli anni 30. Io cominciai a frequentare le sale parrocchiali, dove c'era abbastanza un'attività, diciamo, intensa, ma però si faceva il teatro maschile, solo i maschi. E lì cominciai ad andare in buca, la cosiddetta buca, la buca del suggeritore. E quella è stata la mia professione negli anni seguenti. Arrivò nel 43-44 al Teatro del Ridotto di Venezia un certo Arturo Buleghin, che gestiva il Ridotto, il quale organizzò dei pomeriggi teatrali, pomeriggi culturali teatrali, chiamando il professor Arnaldo Momo e il professor Nino Poli. Nino Poli che poi fondò il Teatro di Ca' Foscari e Arnaldo Momo che fece dopo gli anni seguenti la compagnia del Teatro 7. Ecco, in quei pomeriggi teatrali al Teatro Ridotto si faceva solo al pomeriggio atti unici e diciamo che si faceva un teatro d'avanguardia, tutti atti di autori americani, Thornton Wilder e via discorrendo. Ecco, anche lì feci il suggeritore. E io mi ricordo il primo spettacolo che suggerii con Giulio Stiva, sempre in buca, al Teatro Ridotto, fu appunto L'uomo da fiore in bocca di Pirandello e Bubu Roche. Mi ricordo che a Cerea, nel 48, a Cerea arrivò lì in albergo un pomeriggio Cesco Baseggio e io a vedere questa figura di quest'uomo che si aveva già l'immagine di questo attore ormai famoso, già famoso, anni 48, e venne a proporre a Cavalieri di unire le due compagnie, la Cavalieri con la sua di Baseggio, che Baseggio allora aveva come prima attrice niente ma po' di meno che l'artista lirica Toti dal Monte, veneziana, perché con Baseggio la compagnia era una compagnia primaria, una grossa compagnia, perché aveva allora 25-28 attori, tra attori e tecnici. E con Baseggio arrivò fino all'estate, quando fummo scritturati dal piccolo teatro di Milano per fare, per conto della Biennale del Teatro a Venezia,
per fare la Putta Onorata di Goldoni con la regia di Giorgio Strehler. E fu uno spettacolo straordinario, questo in Campo San Trovaso nel 1950. Baseggio aveva una memoria di ferro, dunque il suggeritore è costretto delle volte ad andare in piccoli teatri piccoli con boccascena di 8 metri, anche meno per esempio il Ridotto, e lì devi adoperare una certa voce, una voce soffiata, quello che non puoi fare nei teatri grandi, perché quando vai a Reggio di Parma, che ha un boccascena di 20 metri, la scena si ingrandisce, tutto si ingrandisce, e lì devi adoperare un'altra voce, perché le distanze sono molto, ma molto più grandi. E lì adoperi un'altra voce, e quindi ti devi regolare, e devi avere molto orecchio, e poi una sensibilità di sentire quando l'attore perde la battuta, fa una pausa più lunga di un'altra, allora devi intervenire. Baruffe, che Baseggio faceva un personaggio straordinario, di Paron Fortunato, era una sua creazione fatta in accordo con Renato Simoni quando lo fecero negli anni 30 qui alla Giudecca, in Campo San Cosmo mi pare, fecero i Baruffe e Chiozzotti, e con Baseggio crearono questo personaggio, perché prima di allora era un personaggio balbuziente, ma Baseggio fece un personaggio straordinario, proprio una creazione sua. A prendere in mano questi copioni con tagli, correzioni, battute con dei segni. Io non sapevo che segni erano, per esempio c'era un cerchietto con una barra in mezzo, e cosa voleva dire? Io chiesi, dico, ma a questo punto quando mi imbatto in questo segno, cosa devo fare? Quello è un segno di soggetto, cioè l'attore va per conto suo. Quando ha finito, rientri e riprendi da dove parte quel segno. Ecco, questo io non lo sapevo e lo imparai appunto là. Poi un'altra cosa, una curiosità che tanti anche adesso mi chiedono, e c'erano su questi copioni, vecchi copioni, addirittura ne trovavo alcuni manoscritti, scritti a mano, e c'era verso la fine dell'atto, a 20 righe prima della fine dell'atto, c'era scritto prima bat. Cosa sarà? Poi alla fine dell'atto c'era scritto seconda bat, abbreviato di bat. E cosa voleva dire? Allora mi informai anche di quello, non so se queste curiosità, mi informai anche di quello. E cosa voleva dire? Prima batterella, cioè dalla buca del suggeritore, io che facevo il suggeritore, dovevo fare un segnale al siparista, che nei teatri grandi il sipario era in soffitta, nei teatri più piccoli il sipario era in quinta, in prima. Allora dovevo dare un segnale che si preparasse. Al secondo segnale, fine dell'atto, davo un secondo segnale e veniva giù il sipario. Ecco, questa è una cosa che oggigiorno tanti non lo sanno. In più dovevo fare questo compito del suggeritore, dovevo fare il soggetto, il cosiddetto soggetto. Non era altro che delle pagine scritte con la battuta per le entrate degli attori. Gli attori dalla quinta per entrare avevano bisogno di una battuta di soggetto, che c'era quell'altro attore in scena, e entravano a questa battuta, e io dovevo scrivere queste battute di soggetto con l'entrata di quello che entrava in battuta, entrava in scena, no? E dovevo appiccarle fuori quinta. Poi il compito del suggeritore era fare tutti gli scritti che servivano per la commedia, e questo lo imparai in compagnia Cavalieri. E mi ricordo a Cerea venne Baseggio, e mi ricordo su sto albergo là, è arrivato Baseggio, cioè tutti, perché sa, Baseggio a confronto dei Cavalieri era la compagnia che era una compagnia primaria, una vera compagnia primaria. Prima di tutto la provincia ne faceva ben poca, faceva le grandi città. E venne Baseggio per scritturare appunto i Cavalieri, per unire le due compagnie per l'anno successivo, e venne a proporre appunto a Cavalieri, il quale accettò di buon grado, e Baseggio gli chiese: però avrei bisogno anche di qualche altro attore.
Allora mi ricordo, scritturò nella compagnia Baseggio i due fratelli cavalieri, la Leonie Leonbert, Mario Sailer, Mandic, Francesco Mandic, e poi mi pare la Pina Pizziuti. E basta. E il sottoscritto.